hanno fatto una cerimonia, 200 persone, bravissima gente, però purtroppo non erano abituati a fare le cose eleganti, hanno fatto una cattiveria e buffet all'impiedi. Guarda, chissà com'è venuto a detto Paschese, tu, chissà ma fu buffet all'impiedi, a detto Pasquale, noi non abbiamo fatto che la busta, lo ammazzato pure a letto. Cioè, quando si mangia, ha detto il cameriere che a uno di loro dirà il buffet aperto. E chi è che lo dice? E se io dice non lo sente, che fa? Rimanga più. Non ti preoccupare, qualcuno lo dirà. È passato un cameriere, voglio usare chi? Ma questo cameriere, 200 persone del tuo cameriere. Un cameriere che ha fatto le sue piani in compagni su 200 persone in tuo gabinetto. Ma quella che è bella all'accoglienza mettono sempre, se ci fate caso, quelle coppe di cristallo con i cocktail colorati dentro. La gente non sa padre, piglio un cubino, sono un po' di un bicchiere e scopri. E fanno tutti i colori, rossa all'arancia, rossa alla fragola, gialla all'ananà. La signora una volta si va tutto quanto, poi c'è il marito Pasqua, tutto buono, bianco, tutto qua proprio, tutto qua a posto. Tuo marito, ma perché ti hai bevuto un bianco? Perché nell'acqua di mozzarella, scena. Ha buttato il salmone marinato, il padre dello sposo si è mangiato il salmone marinato e ti vicino figlio di Ducania, sul prosciutto di volta federe pochi pesci, il filetto al pepe verde, la picchiarella si mangiava questa carne alla brace piena di pepe verde, mi c'è vicino alla figlia, la carne è buona, mi pasiella sono poco di questa. Una picchiarella si mangiava le ostriche come si mangiano in popolo, così io chiamavo la nipotina, dice vieni a casa, forza ci trovate una perla lì dall'ostra. A bambini c'è da notte, e calculando a avvicinare a Dio. Ragazzi, mettono un cameriere per ogni tavolo, queste ville eleganti. Ho visto un signore tutta la giornata assettata, con il cameriere a qua e la moglie là. Chi si guardava la moglie di un cameriere? Dice, ma perché sta vicino a me? Ma che è? La moglie è stata ferma, non tocca niente. Non ci facciamo conoscere. Tutta la giornata seduta ascoltava la voce, il cameriere passò con una bella bottiglia di vino, sapete come sanno fare loro, con questo tovagliolo gli mise il vino nel bicchiere, chissà come prendo vino, chiamai subito la moglie, Marina mi suo vino, la moglie viva te, e non ci mai voluto vino, questo è la vino, si beve, bene, chissà ma fa la moglie si beve tutto il vino, ma non riempiamo sul bicchiere parlando, il cameriere passò, tutto potete andare, Marina la miserata, viva te! Se papette 5 litri di vino ti hanno 4 ore, sai c'è tua giù me ne va a casa, sul capello niente qua. Non ti fanno capire niente quando ti siedi a tavola a posto tuo e la gente si trova 3 piatti annanzi, 4 forchette a qua, 5 cucchiaie là, 6 bicchieri a là. La gente non mangia perché non sa qual è la roba sul coppato.